E bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, noi ve l'avevamo già data la notizia perché siamo un appassionati del genere, no? Della saga, ma si arricchisce di ulteriori dettagli. Stiamo parlando della nuova, imminente, imprescindibile spedizione della flottiglia verso Cuba, verso le magnifiche sorti progressive del socialismo caraibico, chiedere alle centinaia di dissidenti che sono nelle carceri del regime castrista. Era già stata annunciata appunto tra squilli di tromba la nuova spedizione. La notizia nuova, abbastanza prevedibile, diciamo, visto che la signora è abbastanza prevedibile, è che a bordo della flottiglia per Cuba ci sarà anche Ilaria Salis. D'altronde lei sostanzialmente ha il concetto di proprietà privata che aveva Fidel Castro e che hanno gli eredi di Fidel Castro, quindi mi sembra che tutto torni e che ci sia coerenza da questo punto di vista. L'ha annunciato sui suoi social: dal 17 al 21 marzo mi unirò alla colonna europea del convoglio Nuestra America, una nuova flottiglia che sfiderà l'embargo imposto dagli Stati Uniti a Cuba, un assedio infame che sta letteralmente strangolando la popolazione dell'isola. E quello non sono i decenni di orrendo tetro e diffusore di miseria regime comunista che appunto affama la popolazione, reprime il dissenso e ha reso l'isola un inferno di fame e miseria, ma è colpa dello zio Sam, un grande classico della casa. Anche qui non c'è notizia. Oltre alla Salis ci sarà altra bella gente, tra cui Mimmo Lucano, ricordate il vate del modello Riace ultra immigrazionista, per cui è stato condannato in via definitiva per falso a 18 mesi di reclusione con pena sospesa, membri di varie associazioni di amicizia Italia-Cuba, delegazione di potere al popolo, ovviamente, perché come dire, è la loro patria d'elezione, e ha annunciato il suo sostegno anche a Greta Thunberg. Se c'è una flottiglia c'è per forza il sostegno di Greta Thunberg, anche qui siamo nell'ambito della non notizia. Però alla fine noi appunto siamo degli ammiratori di questa saga comica, non vogliamo neanche prendercela con questi nuovi flottiglianti che fanno rotta su Cuba, anzi vogliamo dare loro un consiglio. Il consiglio è il seguente: sbrigatevi ragazzi, arrivate a Cuba prima che ci arrivi Donald Trump. Perché lo diciamo? Perché ieri Trump, tra le altre cose che ha detto nella sua conferenza stampa, ha detto anche Cuba cadrà. Cuba sarà la prossima, rivolgendosi a Marco Rubio, il suo segretario di Stato, che era lì presente in prima fila, che viene da una famiglia di esuli, cioè da una famiglia che conosce bene il dramma di quei cubani che si mettevano in mare con delle zattere di fortuna pur di scappare dal paradiso comunista, no? Ha detto Trump: abbiamo tagliato tutto il petrolio, tutto il denaro, tutto ciò che arrivava dal Venezuela, che era la loro unica fonte. Cioè Trump sta dicendo, dopo aver decapitato Maduro, ora mi sto occupando del regime degli Ayatollah, principale sponsor del terrorismo globale, che fa di morte all'America la sua parola d'ordine, e che rappresenta uno dei principali fattori di destabilizzazione e minaccia globali. La prossima sarà Cuba, non perché Trump sia un ultra interventista che vuole esportare la democrazia. Trump è un realista. In questo elenco ci sono dittature che non attaccano, non si sono di attaccare. Ha perfettamente chiaro che gli Stati Uniti non possono sovraesporsi contro tutte le dittature del mondo, ma vuole recidere tutti i tentacoli di quell'asse del male che fa capo, che è diretto da Pechino, dal gigante comunista cinese, all'interno di questa nuova guerra fredda che di fatto ha aperto il nuovo millennio, e quindi sta mettendo nel mirino tutti gli addentellati, no, del fronte che fa capo alla Cina, e dice il prossimo sarà Cuba. Ora, visto quanto, come dire, ha fatto seguire le azioni alle parole rispetto all'Iran, io veramente dico a Ilaria Salis, a Mimmo Lucano, Greta Thunberg, a tutti costoro: se proprio ci tenete a questa missione, muovetevi
preparatevi perché temo per voi, mentre spero per i cubani, che tra poco a Cuba arrivi Donald Trump. Grazie a tutti, ma rimanete con noi per la nostra intervista settimanale. Vi aspetto.